La salita di San Francesco di Paola, che da via Cavour conduce fino a San Pietro in Vincoli, è il Vico Scellerato, il luogo dove Tullia, la figlia del penultimo re di Roma Servio Tullio, passò col cocchio sul cadavere del padre. Ma i romani la conoscono anche come la salita dei Borgia, perché vi si può ammirare quello che è conosciuto ancora oggi come il balcone dell'amante del Papa. Vannozza Cattanei, che a Rodrigo Borgia diede 4 figli quando era ancora cardinale, abitava qui. Inutile ripercorrere le gesta della famiglia che sono oramai consegnate alla storia. Basti però narrare ciò che accadde alla fine dei giorni di Rodrigo Borgia per una sorta di legge del contrappasso. Morì avvelenato, probabilmente per sua stessa mano, scambiando per errore un bicchiere destinato all'ospite e alla vittima di turno. Il suo corpo annerì e si gonfiò a un punto tale che fu fatto entrare nella cassa a calci. Ancora oggi, mostro deforme, comparirebbe in via Giulia, dove le sue ossa furono traslate nel corso dell'Ottocento.